Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti. Procedo con l'appello. Sarto Marco. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele assente giustificata. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Boso Arianna. Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Iniziamo col punto 1. Scusate, sì. I scrutatori nominiamo il consigliere Boatto e la consigliera Di Vece. Basta uno, no? E anche il consigliere Baso. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dal numero 50 al 55 del 26 settembre 2024 e dal 56 al 61 del 17 ottobre 2024, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini previsti e che copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari nei termini previsti, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione, in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori e visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, si delibera di approvare i verbali del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal 50 al 55 del 26 settembre 24 e dal 56 al 61 del 17 ottobre 2024. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Variazione al documento unico di programmazione 2024-2026, sezione piano triennale ed elenco dei lavori pubblici. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La puntuale analisi dei fabbisogni legati all'andamento della gestione, all'attuazione degli obiettivi contenuti nel DUP e alle priorità indicate dall'amministrazione ha comportato la necessità di apportare alcune variazioni di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Nella presente variazione si applicano 33.700 euro di avanzo disponibile per spese in conto capitale, portando così il totale avanzo libero applicato fino ad oggi ad euro 5.429.090,48 su un totale di euro 5.432.108,05 al 31 dicembre 2023. In base all'andamento della riscossione e della gestione sono stati aggiornati vari capitoli di entrata, avendo riscontrato scostamenti sia in positivo che in negativo con le somme indicate nel bilancio di previsione. Tra questi sono stati incrementati l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per euro 130.000, l'IMU partite arretrate per euro 180.000, il canone unico ex COSAP per euro 100.000, i canoni di concessione demaniale per euro 19.000, i proventi da monetizzazione parcheggi per euro 100.000, le entrate, i rimborsi e gli introiti vari per euro 63.500, mentre sono state ridotte le previsioni di incasso relative all'imposta di soggiorno per euro 250.000 e quelle per il canone unico ex pubblicità per euro 60.000. L'adeguamento alla media della riscossione degli arretrati IMU prevede un incremento del capitolo di entrata di euro 125.000 e 106.000 rispettivamente per il 2025 e per il 2026. Inoltre, per l'anno 2025 vengono inseriti euro 600.000 relativi al contributo europeo PNRR per la realizzazione di una nuova mensa per la scuola primaria Vivaldi di San Giorgio di Livenza. Relativamente alle spese, nella presente variazione si è proceduto sia compensando gli incrementi con le riduzioni di spesa che con maggiori entrate rispetto a quanto previsto. Per quanto riguarda la spesa corrente, vengono stanziati euro 9.000 per contributi ad associazioni per la programmazione culturale natalizia ed euro 36.500 per maggiori spese relative a manifestazioni ed iniziative legate al Natale.
Si destinano euro 45.000 per il recupero di un'imbarcazione affondata, euro 30.000 per il maggior aggio al concessionario della riscossione COSAP ed euro 22.500 quale accantonamento per i futuri rinnovi contrattuali del personale dipendente. Preciso che nella tabella maggiori spese 2024 del settore finanze presente nel verbale della delibera erroneamente è stato indicato l'importo di 28.500 euro. Vengono incrementati di euro 130.000 il capitolo di spesa relativo alla restituzione di tributi, di euro 100.000 la previsione di IVA a debito da versare e di euro 31.900 il fondo riserva. Tra le riduzioni di spesa, euro 53.500 riguardano il servizio di gestione integrata degli impianti termici e delle opere di efficientamento energetico presso le strutture comunali. Euro 25.000 sono relativi a minori spese di manutenzione ordinaria di edifici scolastici ed euro 20.000 sono per minori spese relative ad incarichi professionali. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, vengono stanziati euro 90.000 per la riprogrammazione e diversa articolazione di interventi di manutenzione varia ed euro 130.000 per interventi di manutenzione straordinaria relativi alle aiuole di Duna Verde e alla pista ciclabile di Via Aldomoro, mentre ammonta ad euro 50.000 il contributo da destinare ad associazioni per l'acquisto di mezzi di trasporto. Euro 151.700 è l'ammontare di quanto destinato per la realizzazione della mensa presso la scuola Vivaldi di San Giorgio di Livenza, mentre euro 205.000 è lo stanziamento per il conferimento in conto capitale all'azienda Domoschetta. Le riduzioni di spesa in conto capitale ammontano ad euro 120.000 relativamente all'acquisto di un sistema di controllo varchi ZTL, ad euro 200.000 per gli interventi di messa a norma dell'impianto sportivo Romiati a San Giorgio di Livenza e ad euro 174.500 per quanto riguarda la riprogrammazione e lo spostamento di manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale. Con la presente delibera si procede anche a variare il DUP, approvato con deliberazione consigliare numero 79 del 28 dicembre 2023, modificando il programma triennale dei lavori pubblici, spostando dal 2024 al 2025 l'adeguamento alle norme antisismiche delle scuole, euro 200.000, ed inserendo la realizzazione della nuova mensa per la scuola primaria Vivaldi di San Giorgio di Livenza, opera che ammonta a complessivi euro 810.000, finanziata per euro 600.000 da un contributo dell'Unione Europea e per la differenza dal Comune di Caorle. Riprendendo il discorso relativo all'azienda speciale Don Moschetta, nel 2020, con delibera consigliare numero 6, era stata data indicazione di procedere con l'ampliamento e l'adeguamento della casa di riposo e con l'ampliamento del centro diurno. Costo stimato euro 1.200.000. Nel 2021, delibera consigliare numero 13, tale costo viene aggiornato e passa ad euro 1.300.000. Nel 2022, delibera del Consiglio Comunale numero 12, il Consiglio Comunale prende atto della decisione del CDA di sospendere temporaneamente le azioni riguardanti l'ampliamento, dato che all'interno del medesimo territorio comunale è stata avviata la gara per una nuova struttura per anziani non autosufficienti, con possibili ripercussioni sullo schema di programma degli investimenti dell'azienda speciale. Nel 2023, deliberazione consigliare numero 31, la previsione dei costi di ampliamento della casa di riposo del centro diurno viene stimata tra euro 4.800.000 ed euro 6 milioni. Si prende, inoltre, atto della decisione del CDA di sospendere l'esecuzione degli interventi. Con delibera consigliare numero 40 del 25 giugno 2024, dato il mutato contesto sociosanitario, è stato dato specifico indirizzo all'azienda di sviluppare con il sostegno finanziario del Comune una soluzione progettuale per trasformare l'attuale RSA in un centro residenziale multiservizi. Con nota 43.200 del 18 novembre 2024, l'azienda speciale informa di aver quantificato in euro 30.000 l'importo necessario per l'affidamento di un incarico di prefattibilità del progetto di un nuovo centro servizi e comunica inoltre la necessità di provvedere alla sostituzione di parte delle mobile homes presenti in campeggio. Con il conferimento di capitale all'azienda speciale Don Moschetta, il Comune di Caorle intende rinnovare la dotazione del campeggio comunale per migliorare il servizio offerto e dare indirizzo alla stessa di non attuare il progetto esistente di ampliamento della casa di riposo e del centro diurno, attualmente sospeso, e di procedere allo sviluppo di una soluzione progettuale per la trasformazione dell'attuale RSA in un centro residenziale multiservizi. Il conferimento, pari ad euro 205.000,
è dato dal costo di incarico di prefattibilità, euro 30.000, e dal costo per la sostituzione di 16 mobile homes, 175.000 euro. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie, solo un approfondimento se è possibile. In merito a quest'ultima argomentazione sul sostanziale finanziamento del centro del studio di fattibilità per il centro potenziale multiservizi, questo presuppone il fatto che quindi quel luogo lì assumerà la connotazione di un centro multiservizi senza la casa di riposo e che quindi viene individuata la casa di riposo già in qualche altro ambito, oppure viene compresa anche la casa di riposo nel centro multiservizi? Prego, risponde il Sindaco. No, allora siamo partiti dalla considerazione, insomma, che i costi per realizzare il completamento dei famosi 14 mancanti, 14 o 16, adesso non mi ricordo per la precisione, 14 mi sembra, era un costo, e l'avevamo detto in questo Consiglio, fuori da ogni logica. In una casa di riposo nuova, completamente nuova, compreso del costo del terreno, il costo medio è di circa 100.000 euro a posto. 100.000 euro, questa è la cifra, no? Per cui in una casa di riposo nuova, potenzialmente di 90 posti, che è il target che noi abbiamo per i non autosufficienti, vuol dire 9 milioni di euro. Ecco, noi dovevamo pensare di spendere dai 4,5, si è detto 4,8 ai 6 milioni. Stiamo parlando di un costo medio a posto residenziale per non autosufficienti di 400.000 euro, tenendo conto che gli spazi sarebbero comunque stati ridotti e quant'altro. Abbiamo ipotizzato la realizzazione di una casa di riposo completamente nuova e secondo le necessità di oggi poi, e cioè quali? Quelle di avere evidentemente spazi diversi, quelle di avere anche, viene definito così il co-housing, no? la possibilità di, e non escludiamo, siccome noi abbiamo, ed è anche citato nella delibera, siamo in fase di realizzazione, non noi naturalmente, l'INAIL che darà in gestione all'OIC una struttura di 90 posti per non autosufficienti. Fare una riflessione e un ragionamento anche di un servizio di rete, non la escludo questa ipotesi. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire una collaborazione possibile che va evidentemente coltivata, che va sviluppata, che va anche in relazione ai servizi da offrire al territorio, perché nell'ipotesi progettuale di Duna Verde erano previsti dei posti per non autosufficienti e posti per autosufficienti, il famoso, come dicevo prima, co-housing. Là siamo in un contesto dove non è facilmente immaginabile, se non solo per il periodo estivo, questo tipo di attività, soprattutto per gli autosufficienti, perché per chi esce da quel contesto si trova in una provinciale ed è sperso voglio dire, nella campagna, insomma, è sperso in una zona non abitata. Per cui l'idea dell'amministrazione comunale, che va sviluppata naturalmente, ecco perché lo studio di prefattibilità è di coltivare da una parte, perché potremo, a prescindere dall'accordo che ci può non essere con l'OIC, anche lo sviluppo di una nuova RSA completamente, e già questo è un punto di partenza, questa è una certezza, no? Questa è una certezza. Dopodiché l'ipotesi di progettazione o di coprogettazione, se dovesse andare in porto invece anche un ragionamento di messa in rete dei servizi, potremmo fare anche delle valutazioni diverse, che vorrebbe dire concentrare magari in un posto i posti per non autosufficienti e da un'altra parte quelli per gli autosufficienti, visto che siamo in un contesto, l'idea è questa, di pregio, di paese. Questo perché? Perché, come si è detto tante volte, ormai le graduatorie non sono graduatorie gestite dall'amministrazione, sono graduatorie che fanno riferimento all'ASL e di conseguenza a quelle graduatorie vi accede chiunque faccia domanda, ne abbia diritto e titoli per accedervi. Oggi c'è già una schiera di ospiti che non sono residenti a Caorle e di cui oggi la comunità di Caorle si fa carico per rette che non sono più al passo con i tempi in relazione anche ai servizi, perché quella comunque è una struttura sacrificata in termini di spazio.
Allora l'idea che va sviluppata è che abbiamo una certezza che ne faremo una di nuova, e su come verrà fatta completamente questo sarà nel percorso della progettazione di un ipotetico accordo, se ci sarà, se no andremo avanti per la nostra strada, insomma. Però non in quel contesto, non in quel contesto. Se ci sono altri interventi, altrimenti procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo. Chiedo scusa, ma approfitto anche perché sono pochi i punti all'ordine del giorno. Quindi... No, poi c'era un'altra cosa che incuriosiva e che è sfuggita durante la discussione in commissione, almeno a me insomma era sfuggita, su una questione di 45.000 euro di spese relative a un intervento per il recupero di una barca. Sì, non ho capito bene che cosa siano questi. La barca che è affondata in Rio, per recuperare quello sono 45.000 euro, poi in realtà ce ne sono altri 3 per bonifica del sito, e poi però in entrata i 48.000 euro sono messi come recupero, perché in teoria noi sì, intanto bonifichiamo e puliamo, però poi dove è privato dovremmo recuperare la somma. È urgente, non si può lasciare una barca infondata in Rio, quindi da questa nasce l'esigenza. Grazie. Se non c'è altro, procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, noi invece un voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Sì, anche noi esprimiamo voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? È stata approvata. Passiamo al punto numero 3. Approvazione e modifiche allo Statuto Comunale in relazione all'assessore Montisano. Grazie. Con la deliberazione del Consiglio Comunale 87 del 5 ottobre 1991 è stato approvato lo Statuto del Comune di Caorle. L'ultima modifica dello Statuto è avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale numero 66 del 30 settembre 2013. Con la deliberazione di Giunta numero 228 del 12 settembre 2024 è stato deliberato di attribuire la denominazione località Lido Altanea all'area facente parte del comparto urbanistico di Altanea, già compresa nella località denominata Porto Santa Margherita. Questa deliberazione deve essere poi, per diventare efficace come modifica, portata in votazione in Consiglio Comunale. Quindi oggi si richiede di votare la modifica dello Statuto in modo tale che venga inserito: il Comune di Caorle è costituito dalle comunità, delle popolazioni e dai territori di Caorle, capoluogo, e delle frazioni di San Giorgio di Livenza e Brussa, e delle località di Cacorniani, Cacottonio, Tavapresa, San Gaetano, Marango, Castello di Brussa, Porto Santa Margherita, Duna Verde e Lido d'Altanea. In sostanza andiamo a inserire che anche Lido Altanea viene riconosciuta come località, che adesso non lo è. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo del punto esposto parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità, e non c'è da votare altro, per cui dichiaro chiusa la seduta e auguro a tutti una buona serata.